Eccoci giunti al quotidiano momento con il minuto politico, qui in compagnia dell'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femociaro, ormai tutti lo conosciamo, e della nostra soubrette, la nostra Elsa Fagin, di ritorno proprio dalle vacanze, no? Buonasera a tutti, sì. Elsa Fagin. Soubrette, so brutto più che altro. No, sia così. La barba intorno. Per piacere. Dove state in vacanza? Alle Barbados. Vedi, ho gatto porta a casa un ricordino, signora Elsa. Scherzo naturalmente. Mi fa morire da ridere, assessore. Abbiamo delle domande, Elsa, per l'assessore Ciano Contin? Allora, ci scrive, attenzione, la signora Alba da Tramonte. Tramonte è vicino a Torreglia, in provincia di Padova. Sì. Veneto. Italia, mondo, diverso, certo. via Lattea a destra. Allora, signora Alba da Tramonte ci chiede: assessore, molti dei nostri giovani migrano all'estero per cercare lavoro. Sì. Cosa sta facendo nel suo comune per contrastare questo fenomeno? Grazie di quello che vorrà dirmi e ho. Grazie. Scusa. Io Forse. No, credo con la barretta, Esatto. giusto? Sì. Con la barretta. Ogni tanto me la metto volentieri quando ci sono dei periodi più freddi. Allora, ho proprio scritto Salutiamo la barretta. Ma cosa salutiamo la barretta? È semplicemente prosegua. un Cosa si è scritto discorso di un discorso proprio apposta? è rivolto ai giovani, no? Ah, che bello. Proprio per incentivarli su questo tema della fuga dei cervelli, che va proprio contrastata. Voglio che i giovani abbiano caro rimanere in Italia. Bravo assessore, Bello. iniziativa la sua, iniziativa. Cari giovani, mi rivolto a voi. Rivolgo. La fuga di cervelli è una piega di questi tempi. È una piaga. Grazie. Molti di voi giovani si staranno domandando: resto in Italia o vado all'esterno? Credo sarà all'estero. E comunque ero. Perché è una domanda profonda, no? Che ti... Certo. Prendo la laurea, magari faccio Laurea, credo. magari faccio uno strage in azienda oppure vado via. Stage. No, lasci stare. Prego. Tanti lottano per andare via, lottano. Senz'altro. Optano, credo che sia. Che lottano, abbiamo pazienza, optano. Ma hai mai pensato alle difficoltà? Non è tutto tose e fiori. Rose e fiori, non tose e fiori. La lingua non è la stessa, devi imparare l'idiota locale. L'idiota locale in mente in questo momento, prego. Puoi anche andare in Inghilterra, ma occhio, Inghilterra. che adesso con la pressing ti possono rimandare anche in volta, indietro. Brexit. Sì. Allora magari te ti sbatti, no? Impari il costume del posto e dopo che hai imparato il costume, questi non ti fanno neanche andare in piscina perché sei straniero. Bravo assessore, E dopo anni che ti sei abituato a mangiare dalla mamma, cosa pensi di cantare fuori? Ricorda che l'Italia ha un'esperienza culinaria unica. Mi scuso per la parola culinaria. Dovrei forse dire sederi scoperti. No, va bene culinaria, ma detto ciò. però basta adesso, non abusiamo della pazienza dei nostri telespettatori. Ricorda, magari questo non è un paese perfetto, ma è sempre la tua terra natalia. Natale. Allora, se vuoi rendere più migliore questo paese, stai qua e dacci una mano, giovane, perché l'Italia è a forma di stivale, ma non per questo gli devi dare una scarpata. Grazie. Bravo assessore, mi sono commossa. Ho deciso che io dopo questo discorso non andrò all'estero, non ci sarà la fuga di cervelli. Che scampa il tuo cervello, sei ultimo dei pensieri. Sono d'accordo con lei, appuntamento al prossimo minuto politico. Sandro. Era un'offesa? Sì. Non l'avevo capito bene.